Allora, colleghiamoci al video che abbiamo visto, il contributo che abbiamo visto prima, quindi questa specie di GPS, segnalatore, Presidente Cabras, che ci porta all'interno di strutture vastissime nelle quali ci perderemo, invece vogliamo andare in modo mirato e quindi non perdere tempo. Nel contempo però diciamo così che non fa vagare la persona in giro e potrebbe incappare in un concorrente, quindi c'è anche, no, ci sono aspetti positivi e negativi. Sì, Come viene vista e soprattutto quale può essere anche il target di riferimento? ma io credo che innanzitutto la cosa importante da dire è che in questo bell'esempio che poi conosciamo personalmente, lo sforzo di questi ragazzi, giovani o meno giovani che siano, è quello di andare a leggere un bisogno e il bisogno è quello effettivamente sentito di persone che frequentano ambienti fieristici piuttosto che altre situazioni indoor, quindi all'interno delle pareti e soprattutto in situazioni molto grandi e confuse dove la logica di fruizione non è così chiara, hanno la possibilità attraverso un servizio di questo genere, nel momento in cui diventerà più maturo e sarà effettivamente presente sul mercato, di migliorare l'esperienza. Il miglioramento dell'esperienza è uno degli elementi che guida e che deve anche guidare in modo particolare, io lo vivo nelle tecnologie legate alle comunicazioni e al marketing, ma in generale se pensiamo anche agli strumenti di tutti i giorni, ad esempio il navigatore stesso, quello tradizionale, diciamo, come ha migliorato l'esperienza di guida, quindi eliminando la frustrazione o la difficoltà di andare da un luogo ad un altro luogo, allo stesso modo, piuttosto che l'esperienza del telefono o le modalità con cui il mondo anche della televisione sta cambiando e si sta diversificando la modalità di accesso alle informazioni, io penso che il miglioramento dell'esperienza, intesa poi come alla fine come qualità della vita in un'accezione più ampia e la capacità di leggere questo tipo di bisogni siano alla base dell'innovazione quando è fatta bene. Molto spesso l'innovazione che io chiamo non fatta bene, quella ehm, che non risponde effettivamente alle esigenze e poi anche al mercato, si va a fermare proprio perché non c'è questo tipo di analisi, che a volte è un'analisi più di tipo scientifico, quindi con una metodologia molto precisa alle spalle e che comunque a un certo punto prima della messa sul mercato ci deve essere, ma molte altre volte, e questo è il bello anche la ricchezza umana di queste storie, è un'analisi che parte da un dato di acquisizione, da un dato di esperienza vissuta. Questi ragazzi si sono trovati a un certo punto, Sebastiano che avete visto, si è trovato a un certo punto a vivere un'esperienza in una grande fiera, si è trovato in difficoltà, L'idea? da lì ha avuto idea che portata all'ente fiera di Padova, a cui è stata chiesta una collaborazione per poter sperimentare questo prototipo, ha aperto assolutamente gli occhi perché loro stessi si rendono conto che l'esperienza fieristica è ormai giunta a un termine in cui o si fa qualche passo avanti verso appunto l'innovazione o rischia di diventare nel tempo qualcosa di obsoleto, di non più valido, di non più fruibile in maniera così soddisfacente. Allora, abbiamo visto che l'innovazione naturalmente è importante che ci sia, però deve essere anche accolta, recepita e si torna quindi a un aspetto di grande flessibilità e apertura, non la flessibilità di cui si parla spesso, di perdere il posto di lavoro e ricercarla, una flessibilità proprio di mentalità. Vediamo un altro contributo, Riri, e dopo lo commentiamo insieme. Riri, nello specifico lo stabilimento di Padova va evidenziato che si tratta di Cobra, del marchio Cobra. Adesso vi racconto brevemente la storia. Cobra è nata nel 77 su iniziativa di Pietro Candotti, devo citarlo. Sin diciamo, dalla nascita l'idea principale era stata quella di creare dei prodotti di qualità, prodotti legati a bottoni a pressione, bottoni jeans, rivetti, borchie, quindi accessori per l'abbigliamento e per la pelletteria di metallo. Siamo stati i primi, e questo ci ha consentito anche di depositare dei brevetti internazionali, ad esempio, ad abbinare alle classiche bottoni a pressione, abbinare a questi bottoni a pressione di metallo delle componenti in plastica, in resina acetalica. Questo ha consentito, per fare
un esempio, ci ha consentito di realizzare delle chiusure con delle durezze di apertura e chiusura costanti negli anni, piuttosto che evitare che aprendo e chiudendo con il meccanismo di apertura e chiusura dei bottoni si danneggiassero o si strisciassero le parti metalliche l'una con l'altra. Oppure, sempre dall'abbinamento metallo-plastiche, ha consentito di realizzare dei prodotti che non danneggiano i materiali dei clienti, che soventemente sono tessuti, proprio perché fra il materiale del tessuto e il nostro bottone, diciamo, di metallo è interposta un materiale plastico e morbido. La nostra diciamo, volontà, decisione di integrare totalmente i processi nasce proprio dall'esigenza, diciamo, di realizzare prodotti con una eccellenza molto elevata, che talvolta va oltre la percezione stessa del cliente. Questo principalmente ci ha spinto a portare all'interno dell'azienda tutti i processi di realizzazione del prodotto, e quindi acquistando solo le materie prime. Gli investimenti che abbiamo realizzato in azienda sono stati, lo sono forse tutt'oggi, più volti, ribadisco, a creare dei prodotti originali di elevata qualità, più che diciamo, avere dei risparmi in termini veramente economici. Alcune fasi di lavorazione realizzate all'esterno tutt'oggi sarebbero più convenienti, anche solo realizzate in Italia, senza doverci rivolgere a mercati a più basso costo di manodopera. Li abbiamo portati all'interno perché questo, come dicevo, ci garantisce di seguire tutto il processo delle lavorazioni e in questo senso di rispondere con una maggiore velocità alle richieste dei clienti e poter fare anche molta più ricerca per ogni singolo processo. I nostri prodotti sono utilizzati, consumati per lo più da aziende del lusso, le aziende di abbigliamento e di pelletteria del lusso, e sono noti, sono quelle francesi, quelle italiane prevalentemente, ce ne sono alcune negli Stati Uniti, e forniamo loro appunto le chiusure a pressione, i bottoni a pressione che potete ritrovare in ogni capo, in ogni giacca, forniamo loro i bottoni per i pantaloni, per aziende importanti, molto note anche nel settore del denim, che è per noi un ambito piuttosto interessante. E poi diciamo la terzo ambito, la terza categoria, se vogliamo, di clienti è quella più del fashion, e anche qui i nomi sono i più noti. Non è raro, acquistando un capo e guardando la parte interna o del capo, leggere il nostro marchio. Noi non abbiamo deciso questa strada per superare dei momenti di crisi, ma come mission, come nostro modo di operare, per cui per noi l'innovazione di processo, di prodotto fanno parte di noi, quindi non potrei dire che sono necessarie, potrei dire che senza innovazioni questa azienda non esisterebbe. Le persone che lavorano all'interno sono motivate e vengono qui per la passione e per questo spirito che noi abbiamo. Siamo molto, diciamo, anche orgogliosi di far parte di questa azienda, di questa famiglia, ci riconosciamo in essa, e il nostro atteggiamento di perseveranza nell'ottenere gli obiettivi, nella quasi ossessione ai dettagli, fa parte del nostro modo di essere anche fuori da questa azienda, anche fuori di casa. Quindi direi, dovessi vedere il nostro piccolo ambito, direi sì. Noi l'innovazione di processo e prodotto ci ha portato notevoli risultati e ci ha fatto passare non solo indenni ma anche crescere durante periodi di crisi come questo che si sta protraendo oltre le aspettative sì, normali. Quando parlo per essere, diciamo, a fare un leggero approfondimento di innovazione di processi, mi riferisco anche a un reparto, un dipartimento
di R&D, di ricerca e sviluppo, piuttosto nutrito e con delle conoscenze approfondite, dal materiali alla parte di progettazione, di design. Abbiamo dei software piuttosto, diciamo, moderni. Ai clienti presentiamo non solo un disegno in 3D, ma anche un disegno in 3D dinamico, quindi il cliente può vedere sotto qualsiasi tipo di prospettiva l'articolo, alla realizzazione di prototipi in materiali solidi, tipo ottone, oppure in materiali sintetizzati, sia esso metallo o plastica, a una velocità, e qui entrano in gioco i processi produttivi, velocità di realizzare non solo i prototipi ma anche campionari e produzioni, che è diventata un'esigenza della moda piuttosto sentita. Sofferta. Eccoci qua. Allora, è una cosa molto importante, secondo me, chiedo a lei a questo punto, dottor Cappellari, perché sia il target di riferimento, questo qui si rivolge ad aziende del settore lusso, e quindi questo è, diciamo, un cavallo di battaglia straordinario in questo momento di difficoltà. Però denota anche una voglia, un'intraprendenza eccezionali per riuscire a star sempre a galla. È un modello replicabile ad altre realtà, quindi prendendo un po' spunto da quanto è stato raccontato, siamo entrati poi nel merito specifico del prodotto e così via, che poi peraltro non è un prodotto sconosciuto, lo si conosce bene, quindi era comprensibile. Certo. Sì, abbiamo sentito diversi contributi interessanti all'interno del filmato. E a mio avviso non esiste una ricetta unica. Effettivamente, come è stato espresso, questo brand si colloca nella fascia alta del target. Il target di riferimento è un target alto, abbiamo sentito che lavorano con Griff, con marchi primari e quant'altro. Quindi la qualità totale ci deve essere, questo è un dato di fatto. Assolutamente. Però ecco, chi riesce ad attaccare quel target, tutto sommato, sopravvive. certo. E diciamo che è una questione, ci sono molti modelli che possono essere implementati. In questo caso la scelta è stata quella di produrre tutto internamente, escluso l'acquisto delle materie prime. E questo però non è l'unica via, cioè quello che è importante è diffondere la coerenza, cioè serve un modello di riferimento che sia coerente. Ad esempio oggi ci sono molte aziende che ottengono degli ottimi livelli qualitativi applicando la Lean Production, quindi la produzione snella, e arrivando a concordare con i propri fornitori dei livelli produttivi e qualitativi di un certo standard che deve essere per forza rispettato. L'aspetto invece della coerenza è fondamentale, e questo mi richiama a quella che è l'evoluzione di mercato in questo momento, cioè coerenza rispetto a cosa? Rispetto al livello di prodotto finito al quale ci si vuole posizionare. Se fino agli anni 90, dove la famiglia di riferimento era la famiglia fatta da mamma, papà e 2 bambini sorridenti e via dicendo, che ha retto da metà del 1900 fino alla fine del secolo, è stato l'elemento determinante per le scelte poi anche produttive, di innovazione e quant'altro. Così non è più stato in seguito, cioè oggi i target si sono resi molto più complessi. Noi possiamo essere contemporaneamente, nell'arco della stessa giornata, un target premium, ad esempio perché gradiamo un caffè di qualità e la mattina ci andiamo a prendere un caffè e vogliamo che sia buono, e poi a metà giornata invece si fa colazione con un panino e si bada poco al prezzo, basta che l'importante è che sia sano, ecco, può essere un fast food e via dicendo. E la sera invece tornare ad essere sofisticati attraverso degli acquisti di un certo livello. Ecco, si parlava di coerenza, quello che è importante in questo caso è non tenersi più nel mezzo, cioè andare verso il processo di fidelizzazione da un lato e verso un processo di convenienza dall'altro, quindi è una scelta di campo, quindi la coerenza è soprattutto legata a questo ambito. Dottoressa, applicato a livello pratico, quanto ha detto il nostro dottore? Come Torna perfettamente, infatti stavo prendendo qualche Vedevo nota. intenta Sì, a prendere appunti. Sì, infatti Arianna in questo ha proprio scelto di posizionarsi.
totalmente made in Italy per quanto possibile, l'acquisto di LED come materia prima che diano un'affidabilità, una durabilità. I corpi illuminanti devono durare 20 anni, però la sorgente luminosa deve essere l'elemento principale, quindi di durata, e così anche gli alimentatori, quindi un'attenzione anche noi alle materie prime e poi all'assemblaggio, a tutta la filiera, per avere un prodotto che si posizioni in una certa fascia, che sia affidabile. D'altro canto anche il design, quindi avere un'attenzione particolare perché il corpo illuminante, oltre ad essere affidabile, possa essere anche bello. E quindi anche noi siamo assolutamente in linea con quanto detto. Target? Target, un target, diciamo a livello con i competitor non siamo i più costosi, però ovviamente non possiamo produrre corpi illuminanti economici. Neanche con il tempo, con la diffusione, visto che adesso avete un'entrata importante in azienda che per carità è un brand che dà un certo tipo di garanzia e di filosofia, sì. Però forse può darvi anche l'energia per diffondere, perché quello dico anche il diffondere l'innovazione tecnologica, renderla alla portata di tutti è altrettanto importante per fare il classico salto di qualità, se no alla fine il paese ineluttabilmente si impoverisce e purtroppo non sembra che ci sia noi adesso e restiamo bassi. Siamo arrivati a quasi 10.000 punti luce vendute, che se parla la Philips siamo una briciolina, invece per noi è un risultato importante. Aumentando in questo modo la produzione, abbiamo appena spedito in Sardegna 1.300 corpi illuminanti, quindi aumentando in questo modo la produzione evidentemente anche noi riusciamo a essere sempre più competitivi, fermo restando però che la qualità è per noi un punto fondamentale. Qualità e ribadisco affidabilità, durabilità. E allora prendiamo qualità che può essere applicata, vediamo a livello di crescita delle persone, qui sì, beh, ci sono diverse sfide sì, che sono state tirate fuori. Mi viene da confermare che questi comportamenti dissociati anche delle persone che dicono al mattino sono lusso, al pomeriggio sono low cost, l'abbiamo riscontrata nell'esperienza di Mi Imprendo attraverso la richiesta di molti imprenditori che faticano a leggere i propri clienti, i bisogni dei propri clienti, e quindi ci chiedono una lettura con occhi giovani per capire come stanno cambiando i clienti. Il cliente più volatile è appunto il giovane, è quello che sa cercare il prodotto sul web ma che magari poi va nella boutique perché vuole provarsi la cosa prima di metterla. Ecco, quindi confermo che una delle difficoltà per le aziende è di definire il proprio target e di conoscerlo e di capire come i target e come il cliente cambia nel tempo. Per quanto riguarda la formazione dei ragazzi che partecipano al progetto Mi Imprendo, noi ci siamo dati un obiettivo. Sappiamo che l'università, specie l'università italiana, trasferisce conoscenze ad altissimo livello agli studenti, quindi la preparazione media di uno studente italiano universitario è molto alta, è molto apprezzata anche all'estero. L'università però non è chiamata a lavorare sulle skill, sulle competenze soft, quindi quelle competenze che permettono ad uno studente di applicare e di far apprezzare la propria conoscenza. Ma questo in ogni campo, in ogni facoltà? Questo in ogni campo, in ogni facoltà, questo è trasversale. L'università è un ambiente di didattica, forse attraverso la ricerca potrebbe approfondire queste cose, ma non sempre succede. Chiedendo agli studenti se in quali ambiti l'esperienza di Mi Imprendo li ha fatti crescere, abbiamo avuto la conferma che il contatto, la contaminazione con l'imprenditore, la possibilità di mettersi in gioco su un progetto reale e anche quello che dicevo prima, la possibilità di mettersi in competizione, quindi di capire dove ognuno di loro può migliorare nella propria conoscenza, nelle proprie competenze. Tutti gli studenti hanno dichiarato alla fine del progetto di aver maturato e cresciuto le proprie soft skill. Quindi concretamente cosa vuol dire? Vuol dire che l'80% degli studenti che hanno partecipato a Mi Imprendo citano per esempio questa esperienza nei colloqui di lavoro, lo inseriscono nel proprio curriculum vitae, ne parlano con gli amici per concretizzare magari delle idee che prima erano solo ipotesi, magari stanno diventando ipotesi di start-up. Ecco, in questo senso
credo che l'esperienza che stiamo vivendo e che osserviamo nei ragazzi sta contribuendo a offrire loro un valore aggiunto per rendere più spendibile il titolo di studio, perché il grande gap di fronte al quale si trova l'universitario oggi è quello di trovare una professione all'altezza delle attese che gli crea l'università. Quelle aspettative che molte volte poi purtroppo vengono deluse. Startup, l'ha detto lei, vediamo un contributo sulle startup. Kido. Ok, allora Okido è nata nel 2010 a seguito di un brevetto che abbiamo scritto io e Alberto Selletti, un amico, nel 2009. Quindi questo brevetto cercava di prevedere i tempi d'attesa nelle sale d'attesa. Ci siamo trovati un'estate, io e Alberto, a scriverlo assieme. E poi abbiamo presentato un progetto all'Università di Verona, ai responsabili delle segreterie, quindi come fornitori di software per risolvere il problema delle attese. E di fatto la prima esperienza è stata proprio all'Università di Verona e il primo test ci ha dato ottimi risultati perché il 70% dei ragazzi che avrebbero dovuto aspettare in coda l'hanno utilizzato per aspettare fuori dalla sala d'attesa. Quindi noi, gasatissimi da questo risultato, siamo andati da M31 a Padova, che è un incubatore tecnologico, consci del fatto che noi eravamo tecnici, quindi informatici, Alberto è ingegnere, quindi di fatto avevamo completo controllo sul software che avevamo gestito e scritto, ma assolutamente nessun tipo di controllo su come si fonda un'azienda, come si gestisce un'azienda, cos'è un'azienda, come si sceglie un commercialista, un avvocato, come si vende qualcosa, insomma non avevamo nessun tipo di formazione su questo. Quindi M31, dopo aver analizzato il nostro business plan che abbiamo scritto in un paio di mesi, ci ha dato una mano, ha investito su noi due e abbiamo costituito un'azienda assieme e da lì è nato insomma il progetto. La prima applicazione, banalizzando il sistema, era molto semplice e funzionava via SMS. Cioè l'utente una volta arrivato in sala d'attesa e una volta preso il bigliettino del turno, poteva mandare un SMS con scritto ho preso il numero 120 a il nostro sistema e il sistema elaborava la richiesta e rispondeva via SMS, guarda il tuo turno è fra un'ora e mezza, lascia pure la sala, ti chiamo io quando devi tornare. Quindi questa era la prima applicazione, molto semplice ma effettivamente efficace. E da lì poi ovviamente dopo aver costituito l'azienda, avere un po' di risorse da investire, siamo riusciti a concretizzare, a impacchettare questo software in modo migliore. E quindi abbiamo sviluppato delle evoluzioni di questo sistema e effettivamente l'abbiamo applicato alle sale d'attesa degli uffici pubblici come ospedali, uffici pubblici amministrativi, parchi divertimento, musei, uffici di questo tipo, dove si aspetta principalmente. Quello che noi abbiamo capito dal primo prodotto è che lo squillo o l'SMS come metodo per attivare un servizio è qualcosa che riesce a venire utilizzato da tutti, quindi dal bambino di 10 anni fino all'80enne. Quindi effettivamente invece di applicare questa tecnologia solo agli eliminacode nelle sale d'attesa, abbiamo deciso di portarla anche nelle attività commerciali generiche e quindi abbiamo sviluppato Enbage, che adesso è visualizzabile su enbage.com ed è un servizio web atto proprio a attirare clienti all'interno dei punti vendita delle attività commerciali. Vuol dire che sia il bambino di 10 anni che la persona di 80 anni può fare uno squillo o mandare un SMS per venire agganciato dal marchio dell'attività commerciale e essere portato all'interno del punto vendita. È una tecnologia che non richiede installazione, non richiede cellulari particolari, però di fatto crea engagement, cioè aggancia nuovi clienti. L'abbiamo utilizzato per la prima volta a febbraio su una grossa casa automobilistica che lanciava un nuovo modello di auto
e questi per la prima volta invece di fare la comunicazione sui giornali, sulla radio, offline, quindi in strada con i volantini, invece di dire abbiamo questo temporary store per una settimana, vieni a vedere il nuovo modello di macchina, hanno detto per una settimana noi siamo qui, fai uno squillo per vincere un corso di guida, ok? Quindi in qualsiasi posto tu ti trovassi, sia in strada che in radio, in macchina, che davanti al PC su un social network, potevi fare uno squillo per rimanere agganciato, per partecipare al contest e vincere questo corso di guida, e per sapere se avevi vinto dovevi poi andare nel temporary store entro le date indicate. Quindi per l'utente era un plus perché poteva vincere un corso di guida quando prima invece non c'era questo contest, e per l'attività commerciale invece è un plus perché uno sicuramente ha molti più utenti, abbiamo raddoppiato le visite all'interno dei temporary store rispetto alle attività precedenti, e due, raccoglie tutti i dati dei potenziali clienti, dell'audience che ha interesse in quel modello. Quindi di fatto è una situazione win-win sia per l'utente finale che per il marchio o l'attività commerciale. Presidente Cabras, anche questa, ecco, spieghiamo per chi è una startup, cioè un inizio di attività, un'idea che diventa realtà sostanzialmente, no? Il germoglio dell'impresa. Sì, Ukido è una startup relativamente startup perché ormai sono Come sul si può mercato tradurre startup per non addetti ai lavori? Ma di fatto è un'azienda prettamente tecnologica o comunque con contenuti innovativi di recente costituzione. Di fatto non è, diciamo che la costituzione recente è sicuramente il denominatore comune, poi chi apre un'attività molto molto tradizionale o che non mette sul mercato niente magari di nuovo rispetto all'esistente solitamente non è definita startup. Ukido è una bellissima esperienza, a parte che io ogni volta che mi trovo in coda tipo alle poste o in qualche servizio pubblico penso subito a Pier Mattia, a volte magari gli scrivo perché lui hanno elaborato questa idea che effettivamente facilita il compito di chi magari preso dalla routine quotidiana si trova a perdere effettivamente diversi minuti se non di più in attività inutili. Mi premeva sottolineare un passaggio della Conte di Pier Mattia nel momento in cui dice che M31, questo incubatore, un incubatore d'impresa che di fatto è un soggetto che un po' come nel caso di Mi Imprendo un'iniziativa, esistono delle iniziative che invece sono stabili, quindi sono delle strutture che mettono a disposizione una serie di risorse, di competenze oltre che di investimenti sulle start-up, e mi colpiva il fatto che Pier Mattia dicesse hanno investito su noi due. Diceva che il tutto nasce da un brevetto, ma non hanno investito sul brevetto, hanno investito su noi due, ok? Quindi sulla persona. Ancora una volta torna al tema cui parlava prima anche Mirko, la persona al centro del processo di innovazione e quindi persona come patrimonio in qualche modo da coltivare. In effetti dovrebbe essere così comunque, no? Cioè al di là di tutto. Cioè investire sulle persone che vengono formate, create, eccetera, perché sono il patrimonio per un'azienda. Tante volte la vita, la morte, tra virgolette, di un'azienda è fatta proprio da persone che vanno e che vengono, interi comparti che salgono e che scendono a seconda delle persone, se però vengono valorizzate. Sì. E allora le chiedo, perché hanno detto giustamente, hanno investito su noi due, c'è questa comprensione di questo aspetto molto importante in questo momento? Cioè glielo chiedo perché sentendo invece molti giovani, più volte ci è capitato anche di intervistarli, si sentono delle pedine usa e getta, servo, non servo, vengo buttato via, e quindi non c'è l'investimento da parte dell'azienda, perché per carità l'azienda è vessata da situazioni paradossali e parossistiche economiche, e dall'altro la persona non riesce neanche a crescere, per cui viene tenuta finché viene prosciugata e poi gettata, espulsa, mentre una volta era tutto il contrario, cioè l'imprenditore si fidelizzava tantissimo,
siamo anche in questa fase qui. Quindi è una domanda un po' provocatoria, però Sì, certo. è sentita un po' purtroppo. Chiedo anche a lei dove parere e naturalmente anche a voi. Ma spesso non c'è questa consapevolezza proprio a partire dai ragazzi, dai giovani, dalle persone. Spesso tutto quel anche movimento ormai, moda se vogliamo chiamarla, anche se è brutto, che gira attorno al mondo delle start-up, fa pensare ai ragazzi che sia possibile o che lo sforzo principale sia l'idea. È vero, l'abbiamo detto prima, che lo sforzo è sicuramente su un'idea, su qualcosa che intercetti dei bisogni, ma è significativo ad esempio che nelle call, nei bandi sostanzialmente che questi incubatori di imprese fanno, quindi laddove vanno a cercare effettivamente nuove iniziative imprenditoriali da accompagnare e da sostenere, solitamente la prima domanda non è qual è la tua idea o dove sta l'innovazione o perché pensi che abbia successo, ma qual è il tuo team. Quindi quali sono i componenti, quali sono le competenze. Di solito è richiesto che sia un team multidisciplinare, come appunto nel caso di Mi Imprendo, e che ci sia del materiale umano sostanzialmente. Gli incubatori questo lo sanno, le imprese mature che hanno capito e che cercano di investire anche attraverso l'Open Innovation nell'innovazione lo sanno, lo hanno capito, i giovani lo hanno capito, alcuni sì, alcuni no, c'è da fare cultura anche su questo, io credo. Cosa c'è da fare? Perché questo segna veramente una svolta importante anche per il nostro paese, tra l'altro, per evitare che tante giovani teste se ne vadano via, perché questo è un altro problema contingente. Senz'altro il fenomeno delle start-up in questo momento è un termine, una keyword, definiamola, di moda, e per cui spesso abusata da parte di chi ha entusiasmo e in qualche modo cerca di promuovere un'idea e cercare uno sbocco attraverso una startup. Devo dire, a mio avviso, ma credo sia condiviso il punto di vista, e anche da parte degli incubatori, cioè non tutti gli incubatori sono allo stesso livello, anzi oggi sta diventando un business incubare imprese, spesso oggi ci sono incubatori di incubatori, per cui la cosa sta diventando un sistema sicuramente ottimo sotto il profilo del lancio di nuove iniziative. Lei prima diceva come si potrebbe tradurre il termine startup? Beh, forse lavori in corso per idee imprenditoriali mi viene in mente, e ci sono degli incubatori che sono veramente in grado di gestire questo processo e portare sul mercato delle idee imprenditoriali in grado in qualche modo di lanciarsi, e poi se riescono a spiccare il volo voleranno di proprio. Il problema principale appunto è quello di coniugare l'esigenza con poi l'offerta di qualcosa di concreto. E dalla mia esperienza l'aspetto delle competenze trasversali, le soft skills, sono uno degli aspetti fondamentali, cioè la capacità di coniugare quelle che sono le conoscenze tecniche, quindi le tecnicalità legate all'idea di business, con tutta una serie di competenze che vanno dalla gestione delle relazioni alla sensibilità verso il mercato e via dicendo. Credo che siano l'aspetto fondamentale che deve essere in qualche modo apportato nella fase di incubazione di una nuova impresa. Ecco, chiederei, ma gli imprenditori nel nostro territorio sono pronti a questo? Credo che Arianna sia un caso un po' a parte. Infatti, per sì, quello stavo riflettendo, perché abbiamo dei problemi ancora irrisolti. Sì, invece da noi per fortuna c'è grande attenzione anche alla formazione, quindi ogni anno c'è formazione proprio per quello che sono le competenze trasversali, quindi non soltanto competenze tecniche di quello che si sa fare, ma anche competenze che aiutino a creare il gruppo. Noi siamo relativamente pochi, siamo soltanto 8. Tutti assunti a tempo indeterminato, che questo secondo me è qualcosa di importante, innanzitutto perché ti fa sentire che sei parte di un gruppo, che l'azienda sta credendo in te e quindi anche tu hai più voglia di credere, di investire il tuo tempo. Esatto, cioè, si innescano tanti meccanismi
Che non ci si sente spremuti, come diceva lei. A me è capitato esatto. in passato, non capivi che eri lì finché potevi dare, poi, allora anche tu dovevi imparare, ma poi volevi scappare. Invece qui c'è proprio voglia di crescere insieme, di fare squadra insieme e di migliorare, di arrivare insieme al risultato. E un'altra cosa che da noi, secondo me, non sempre accade, almeno qui in Veneto, è la possibilità di portare nuova linfa, di poter essere propositivi anche all'interno del gruppo. E sicuramente competenze trasversali e la propria vita al di fuori dell'azienda aiutano moltissimo. Le passioni personali che ognuno ha, cioè l'individuo come risorsa e non soltanto come marketing manager, responsabile dell'area tecnica, ma in quanto Paola, Luca o Michele che sia, può portare qualcosa in più all'azienda, e avere in ufficio un clima sereno aiuta ad esprimersi di più e quindi a essere proprio una fucina. E questo secondo me lo fa il clima che c'è diffuso, il fatto di avere una struttura magari poco piramidale, il fatto di essere snelli, il fatto di essere anche solamente in 8, quindi e quasi tutti coetanei, sono sicuramente dei facilitatori in questo senso. Assolutamente. Ecco, anche qui siamo al passaggio di mentalità, no? Sì. Quindi voi date possibilità a dei giovani di diventare imprenditori, però con una mentalità diversa. Mi vengono in mente un sacco di frasi di Steve Jobs, che sono veramente stigmatizzate, ed è difficilissimo che queste le trovi coniugate nella realtà delle nostre imprese, purtroppo, sì, una su tutto quello che ha detto, ha fatto e realizzato. Auspicabile che invece possano trovare allocazione, però c'è un altro aspetto: chi non diventa imprenditore con un'attività tipo Imprendo come la vostra e quindi lo impara a diventare, ma allora diventa più che un manager forse più che un imprenditore, perché comunque io credo che ci sia nel DNA quella voglia di far prendere il volo, non sempre, ecco, la si apprende, no? Si diventa comunque dei bravissimi manager. Secondo me bisogna anche capire questo, che molti imprenditori che lo diventano tali sono di seconda generazione, cioè il classico passaggio generazionale dove hanno ricevuto degli input a cui magari paterni, di famiglia, a cui magari si ribellano e distruggono tutto, oppure a cui reagiscono, però sono sempre input vecchi. Sì. Quindi noi siamo stati giudicati, analizzati in modo particolare da alcuni, lo sappiamo, da scuole americane ma anche londinesi, come una realtà straordinaria, che però si muove su meccanismi vecchi. No, ma infatti Quindi quando parliamo di start-up, qualcosa di nuovo, eccetera, però... Ma infatti la sfida culturale per le aziende italiane oggi è di passare dall'azienda del titolare padronale all'azienda manageriale, quindi dell'azienda che si sostiene perché ha una struttura manageriale di un certo tipo. E quindi non solo perché ha avuto un'idea geniale qualcuno e l'azienda assume le sembianze di quel qualcuno, ma perché l'azienda inizia a creare un gruppo, inizia a creare clima, inizia a condividere valori, credere nelle inizia persone, a farle produrre una crescere. visione, una proiezione del futuro, e questo sicuramente è ciò che farà la differenza, che dovrà fare la differenza tra le aziende che sopravviveranno e le aziende che invece saranno destinate a scomparire. E in questo senso però io mi sento di dare un messaggio di positività. Siamo qui per questo questo messaggio di stasera. positività glielo do in questo senso, perché abbiamo avuto la fortuna e anche l'esperienza di vedermi Imprendo partire da Padova e diventare nazionale. Quindi Imprendo nel 2013 è diventato Imprendo Italia. Quindi dall'esperienza di Padova. Quindi adesso noi che stiamo parlando concretamente, per essere pragmatici, un giovane studente universitario che ambisse a far parte di questo progetto, anche se non è della città di Padova, del collegio Mazza, giusto? Sì. Può aderire? Assolutamente sì, qualsiasi studente universitario di qualsiasi università. Attualmente mi imprendo a due binari, un binario locale, mi imprendo Padova, che tra l'altro è in questo momento in fase di avvio, quindi fino al 13 gennaio 2014 gli universitari si possono candidare a 21 progetti presentati dalle aziende, e a un binario nazionale che si è concluso a novembre e vedrà la premiazione a gennaio, in 5 città: Milano, Roma, Modena, Palermo, Padova e Verona, anzi sono 6 considerando Padova. In queste 6 città, sia a livello nazionale che a livello locale, io ho visto che le aziende stanno cambiando, perché abbiamo visto progetti lanciati da grandissime aziende come Fastweb, Ferrovie dello Stato, Eni, e
nella edizione di Padova adesso abbiamo un ragazzo che ha partecipato 2 anni fa a Mimprendo, che sta avviando una startup e che lancia un proprio progetto a propri coetanei. Quindi sia a livello macro sia a livello micro sta crescendo questa sensibilità. E poi vorrei raccontare un piccolissimo aneddoto sul clima aziendale. Visto che siamo a Natale, l'anno scorso un team mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, abbiamo avuto una grande soddisfazione, erano in una grande azienda multinazionale controllata dai giapponesi, hanno fatto il pranzo del personale e l'amministratore delegato ha voluto nel proprio tavolo il team di Mimprendo vicino al management, al top management dell'azienda. Questo per dire che ormai la vecchia azienda con strutture apicali irraggiungibili, con l'amministratore delegato al quale arrivi attraverso 5 segretarie e 8 passaggi obbligati, nelle aziende che crescono non c'è più. L'azienda che cresce è un'azienda che condivide rischi, vantaggi dall'apice, dalla testa alla base. Che è una cosa fondamentale, importantissima anche per far crescere le persone. Pubblicità, poi ritorniamo insieme.